Benvenuti all'incontro di quest'oggi. Prima di cominciare volevo dare il benvenuto ad Alberto Marcar e a sua moglie, che saranno nostri ospiti fino a domenica. Il secondo incontro di oggi è coordinato da Deborah Zucca. Silenzio, per favore. Dopo aver compiuto gli studi all'Istituto Professionale di Cagliari, Deborah ha continuato privatamente gli studi conseguendo il diploma magistrale e il diploma di tecnico delle attività sociali. Si è laureata all'Università di Sassari in Scienze delle Professioni Educative di base, diventando educatrice e animatrice. Prosegue tuttora gli studi nella laurea magistrale in Scienze dell'Educazione degli Adulti. Finiti! Non era aggiornata alla bio. Ha finito gli studi nella laurea magistrale in Scienze dell'Educazione degli Adulti. Deborah ha iniziato a lavorare giovanissima, a soli 22 anni. Ha continuato la sua professione precaria di insegnante, alternando anche la professione di educatrice di asilo nido. Ha un figlio ed è autrice di libri per bambini e ragazzi. Coordinerà quest'oggi l'incontro con Nicoletta Dosio. A voi, buona serata. Allora, buonasera, ben ritrovati per questo secondo incontro. Allora, l'autrice che vi presento ora si chiama Nicoletta Dosio. Il suo libro ha il titolo Fogli dal carcere, il diario della prigionia di una militante NOTAV. Nicoletta Dosio è un ex docente di greco latino. Poi, una volta che è andato in pensione, ma forse anche già da prima, è stata appunto questa militante NOTAV, quindi ha preso un impegno. Prima stavamo parlando di tutela ambientale, no? Tutela dell'ambiente. Partiamo dall'inizio, ancora prima di parlare appunto dell'esperienza carceraria che ha avuto. Perché militante NOTAV? E come è diventata militante NOTAV? Allora, anch'io, però non funziona. Prova. Pronto? È morto? Pronto? No? Quindi, dell'altro? Pronto? Niente. Guarda, quello lì, prendi quello lì. Aspetta, sì, questo sì. Sì, questo funziona, risolto il primo problema. Intanto vi saluto con affetto tutti quanti, ma soprattutto tutte quante. Sono contenta di vedere tante donne e ritrovo in questo una delle caratteristiche del movimento NOTAV. Diciamo che il movimento NOTAV è stato messo in piedi dalle donne, perché la protezione della terra è tipica di chi protegge con determinazione e senza mediazioni il diritto a vivere e a vivere bene. Noi abbiamo uno degli striscioni del nostro movimento che recita proprio questo: violenza sulla terra, violenza sulle donne. Ed è contro questa violenza che ci stiamo muovendo. Intanto voglio anche ringraziare anch'io gli organizzatori di questa bellissima iniziativa in questo posto così bello, che sa di terra vera, sa di paese come il mio paese, come la mia terra, e sa anche di lavoro che fa crescere, lavoro che non devasta, ma che conserva, che difende e che rende migliore questo mondo. E sa anche della lotta per difendere un mondo che questo sistema vorrebbe cancellare. È un sistema dove tutto va in modo super veloce, dove il fermarsi a pensare o a vivere secondo un ritmo di vita non ha più senso, perché quel che conta sono i grandi profitti, quel che conta è la devastazione globale, che si fa guerra agli esseri umani
guerra ai territori, dove si conta è soltanto l'interesse di pochi, a danno dei bisogni, dei diritti di tutti, anche della bellezza, dei diritti della natura, dei diritti degli animali, perché il mondo è composto da tanti tipi di esseri e proprio l'armonia di tutto questo fa la vita, fa la bellezza, fa la vita che continua. Allora, io in realtà anch'io vengo dal 68, perché sono anziana abbastanza. E il mio modo per ritirarmi dalla mia isola è stata la lotta che è andata avanti. Ed è andata avanti sul terreno della vita comune, nella scuola, contro la devastazione del luogo dove mi è dato vivere, ma anche contro la devastazione di questo mondo. La Valle di Susa attraverso il tempo, intanto non è che siamo fuori dal mondo, perché abbiamo una stazione, abbiamo una ferrovia internazionale che è la più attrezzata d'Italia. Il collegamento con la Francia esiste, in più ci hanno appioppato negli anni 80 un'autostrada che è andata a devastare la parte migliore della valle, promettendo lavoro infinito. Invece quell'autostrada del lavoro l'ha ha portato via le fabbriche dove si lavorava che non erano un lavoro che non devastava, perché è stata anche la via per la delocalizzazione del lavoro da tante parti, ma soprattutto ha portato via la terra che era orti, un'orticoltura di grande qualità. Uno dei primi carichi che vedevamo passare su questa autostrada, che abbiamo cercato invano di contrastare, non ce l'abbiamo fatta perché la gente era presa da questo mito del benessere e del progresso a tutti i costi, no? Perché erano gli anni 70 e gli anni 80 dove tutto sembrava andare ad alta velocità verso le magnifiche sorti progressive che si sono rivelate l'esatto contrario. Noi abbiamo lottato contro questo. Bene, tra i primi carichi su questa autostrada vedevamo passare camion a rimorchio di fieno che arrivava dalla Francia e passava in quei luoghi che il fieno prima lo producevano. Oppure vedevamo passare questi camion con gli animali vivi, che erano una sofferenza infinita. Arrivavano dal Belgio, dall'Olanda, dalla Francia. Nel momento in cui noi avevamo un allevamento di qualità che non era quello delle fabbriche degli animali, quello degli allevamenti intensivi, ma invece era un allevamento anche a misura dell'animale. E tutto questo ci ha insegnato qualcosa, che non basta dire non voglio le cose, ma bisogna poi agire contro questi progetti che sono devastanti della vita di tutti. Allora, proprio perché non volevamo vivere in un corridoio, la Valle di Susa, e non solo la Valle di Susa, per l'Europa di Maastricht era diventata uno dei tanti corridoi dove tutto passa e nulla rimane. E anche in questo caso il corridoio è un luogo non abitabile, e noi invece vogliamo essere una bella cucina o insomma una bella biblioteca, non vogliamo essere un corridoio, non vogliamo essere noi, ma non vogliamo che siano neanche gli altri. E quindi anche l'accusa che ha fatto al movimento notario di essere NIMBY e quindi di non volere nel suo giardino quello che invece cerca di ammanire altrove è una grande menzogna, perché la nostra lotta si è collegata con tante altre lotte di carattere ambientale ma anche di carattere sociale, perché abbiamo capito benissimo che la radice di tutto questo male è uno solo, ed è proprio questo sistema, il sistema del capitale, che devasta il mondo, come devasta la vita umana, che dà lavoro quando questo lavoro serve alle proprie tasche
e invece distrugge il lavoro utile, e nello stesso modo fa con la natura. La nostra valle è particolarmente fragile, come altrove, è una valle le cui rocce sono granifere e amiantifere, e quindi scavare il famoso tunnel di 57 km vuol dire anche questo, tirare fuori veleni e spargerli per il mondo. E alla salute non si rinuncia. La salute, la dignità della vita non è compensabile. Hanno tentato di comprarci, promettendo lavoro, ma quel lavoro che devasta noi non lo vogliamo, e promettendo compensazioni, promettendo denaro. E pensiamo che la dignità della vita, la salute, un futuro che sia davvero di tutti, degli esseri umani e della natura, non è compensabile in nessun modo. Per cui la nostra lotta è andata crescendo, è una lotta buone, è riuscita ad aggregare tante realtà diverse che sono andate crescendo, hanno tentato contatti, ci siamo anche costruiti diciamo, dei supporti, perché la nostra lotta, proprio perché evidentemente è giusta e riesce ad allargare il proprio fronte altrove, è stata e continua ad essere durissimamente repressa. La repressione che si è alzata contro il movimento No TAV non ha confronti all'interno del nostro paese. Adesso anche altri luoghi, altre persone vengono, nel momento in cui si alzano e lottano. Tante sono venute, infatti, hanno visto che in fondo resistere è possibile. Il riuscire a vincere, a rifiutare l'interiorizzazione della sconfitta che ti fa sentire assolutamente impotente rispetto a un sistema che è troppo grande per vincerlo, noi l'abbiamo rifiutata una volta per tutti. Come abbiamo rifiutato la distinzione tra buoni e cattivi. Buoni, sì, potete parlare, potete anche protestare, ma non fate niente contro quest'opera. E invece noi tutti insieme abbiamo lottato anche concretamente, rispettando la vita umana, ma non certo le restrizioni, non certo il sistema, diciamo, di una tecnologia che sta devastando questo mondo anziché difenderlo. E quindi ecco perché il carcere si è aperto ai danni di molti di noi. Ecco, infatti il libro racconta proprio la sua esperienza del carcere, e diciamo che all'interno del carcere lei poi è stata promotrice di una seconda lotta, no? Com'è stata questa esperienza del carcere? Allora, questo libro intanto non è scritto per ambizioni, diciamo, di tipo letterario. Si chiama Fogli del carcere perché sono davvero fogli del carcere, sono le pagine di un diario che io scrivevo e che poi è stato pubblicato non per merito mio, ma per merito prima di tutto di Heidi Giuliani, che mi scriveva e quindi ci sentivamo, per merito dei miei avvocati che venivano a trovarmi in carcere, e per merito di una giornalista che è la Bezzi, che anche lei si è data da fare per curarlo, e per merito di Italo Di Sabato, che è il fondatore dell'Osservatorio contro la repressione. Quindi ci sono le pagine mie, ma ci sono anche i loro scritti che sono particolarmente belli, interessanti e parlano concretamente di solidarietà. Questo libro io l'ho scritto perché intanto era un modo per vincere l'espropriazione di una dimensione umana e personale all'interno di un sistema come quello carcerario, che è la negazione della persona. Il carcere è un non luogo dove si vive un non tempo. Tutte quante le, diciamo, giustificazioni che vengono date al carcere come luogo di recupero sono delle merite menzogne. Il carcere non è fatto per recuperare, è fatto semplicemente per punire. Il carcere è davvero
l'armadio dove questo sistema marcio e colpevole nasconde i propri scheletri. Il carcere è un luogo dove vengono repressi i poveri di questo mondo. Se voi volete cercare i cosiddetti, quelli che chiamano delinquenti, non li trovate in carcere. È questo sistema che è delinquenziale, è questo sistema che spinge le persone a cercare di sopravvivere e punisce duramente chi si ribella. Nel carcere ho capito che io sono entrata per una manifestazione che avevamo fatto, portavamo uno striscione, però come vi dicevo la nostra protesta diventa pericolosa per il sistema perché dice che ci si può ribellare a questo sistema ingiusto. E quindi per 8 di noi è soltanto una delle tante condanne che sono state date. Poi dovrei elencare i fogli di via, non solo a me, ma a tanti, a persone di tutte le età. Dovrei elencare il carcere preventivo, le firme quotidiane. E quindi dovrei parlare del pool che il Tribunale di Torino ha messo in piedi, di pubblici ministeri scelti apposta per perseguitare il movimento Notav, creato apposta. Allora, il carcere non aiuta a recuperare. Non aiuta a recuperare perché usa la crudeltà e perché non è fatto con finalità di recupero. Che ho trovato in carcere? Vi dicevo i poveri di questo mondo, tanti malati, tantissime malate. Io ero nella sezione femminile, di solito delle donne si parla poco, ma è un mondo che è frequentato in carcere. Nel blocco femminile noi al carcere di Torino, alle Vallette di Torino, eravamo sulle 200 persone divise in 4 sezioni dove c'erano più o meno 53-54 persone per sezione. E le mie compagne a cui mi sono affezionata, ecco, vi devo dire che se qualcosa di buono c'è in carcere sono proprio i detenuti ed è la solidarietà che si crea tra detenuti. Senza quella solidarietà tra detenuti il carcere sarebbe ancora più vivibile e la solidarietà che permette a tutti di vivere, di resistere anche fisicamente, perché c'è gente che non ha proprio nulla e la sbobba del carcere non solo non basta, ma davvero è quasi immangiabile. E allora si vive anche perché ci si aiuta a vicenda. In carcere si vive anche per il cosiddetto sopravvitto. Il sopravvitto è quello che ti devi comprare. E allora se le famiglie ti mettono qualche soldo sul libretto, tu hai dei soldi e con questo compri per te e compri per gli altri. Ma è anche un aiuto morale, perché i momenti dimenticati in carcere esistono e che ti dà una mano sono le tue compagne, magari la tua compagna di cella che ti fa il caffè, o anche solo una parola, anche solo una pacca sulla spalla, anche solo uno sguardo. Allora, io ho imparato questo, che se qualcosa di buono c'è in carcere è proprio questa resistenza di un'umanità umiliata, che però non accetta di farsi succube del sistema. Il carcere è anche un luogo dove spesso si perde la speranza e quando la si perde poi succedono i suicidi in carcere. Infatti lei ha detto che rispetto per esempio agli altri detenuti è stata molto fortunata perché aveva delle persone che venivano a trovarla, insomma ha sempre avuto un sostegno. Assolutamente, cioè, io ero una privilegiata dentro, non tanto perché il trattamento che subivo fosse migliore degli altri, perché casomai era un po' peggio, ero molto più sorvegliata degli altri, tentavano anche di mettermi contro le mie compagne, chiedevano ma cosa dice, cosa fa, che cosa vi fa propaganda, tutto questo. Era un soggetto pericoloso per loro. Ma non per quanto fossi io, ma qualsiasi
diciamo, qualsiasi tentativo di mantenere viva la dignità è pericolosa, è pericoloso per un sistema che invece si fonda proprio sulla perdita della dignità umana. Ecco, essere liberi in carcere significa anche dire no a certe cose. E le mie compagne erano libere quando dicevano no e si rifiutavano di fare le informatrici. Forse lei ha aiutato comunque queste ragazze finalmente a dire no. Ma ci si è aiutati reciprocamente. Io ho avuto tanto aiuto, non oso dire, certo, mettevo in comune le esperienze di quello che sapevo fare e loro mi hanno dato davvero tanto aiuto. Ecco, io vi dicevo, ero fortunata perché c'era tutto il movimento No TAV con me, perché i miei avvocati venivano quotidianamente quasi a trovarmi, erano gli unici che potevano venire perché l'avvocato può entrare. Gli avvocati delle altre mie compagne non venivano, non perché non potessero venire, ma perché spesso erano avvocati d'ufficio che non avevano alcun rapporto con loro. E io ho cercato di coinvolgerle, i miei avvocati sono anche diventati avvocati per tante di loro, che non avevano proprio nessuno, erano abbandonati a se stesse. E quindi la mia fortuna era che avevo non solo le spalle coperte, ma sapevo di non essere sola. E invece la solitudine non è quella buona di Budelli, è la solitudine senza aria, è la solitudine senza speranza, è la solitudine di chi si sente niente e meno di niente. Allora lì entra in gioco la solidarietà all'interno del carcere, che è grande. Poi, oltretutto, io ho vissuto anche i primi mesi dell'anno 20, che erano i mesi della pandemia, per cui abbiamo anche subito tutti quanti delle restrizioni in più, non potevano più venire i parenti a trovarci, non ricevevamo più i pacchi da casa. Io che sono vegetariana non potevo mangiare le cose che passava il convento, che tra l'altro erano pure deteriori, non li mangiavano quasi neanche loro, vivevano di quello che mi portava da casa mio marito quando veniva a trovarmi. E sapete come sono sopravvissuta? Sono sopravvissuta con la frutta che anche le mie compagne mi passavano, perché una volta alla settimana passavano il pompelmo e a loro non piaceva tanto e se lo tenevano in cella perché se me li davano tutti insieme e poi mi facevano rogne perché dicevano che volevo fare la grappa con la frutta, perché anche questo succede. E quindi io sono vissuta in quei mesi che sono rimasti in carcere, quei mesi di pandemia, grazie anche alla frutta che mi passavano loro. Quindi praticamente gli altri detenuti si preoccupavano per lei, però anche lei aveva molta preoccupazione. Ci sono alcuni piccoli aneddoti che le racconta di alcune detenute che avevano contribuito anche, per esempio, problemi psichiatrici, che non avevano le cure trovate. Ma tantissime. Ci sono la tossicodipendenza e al 90% sono tossicodipendenti, spesso ragazze finite in carcere perché facevano le cosiddette, cioè che esportavano la droga, in che modo? Ingoiando gli ovuli di cocaina a rischio e pericolo, perché se questi ovuli si rompono tu vai all'altro mondo e quindi loro erano a forte rischio, chi naturalmente ci guadagnava su questi ovuli invece erano liberi e tranquilli. Tantissimi erano anche della comunità Sinti, cioè le Rom. Tanti di loro erano dentro per dei fruttarelli nei supermarket. C'erano due sorelle, tra l'altro la più giovane aveva anche dei problemi psichiatrici, tutto, però comunque in carcere ci sono le persone in sedia a rotelle in carcere, ci sono i bambini in carcere, ci sono i bambini con le mamme. Fino a 10 anni un figlio può stare in carcere con le mamme. Allora pensate che cosa significa essere un bambino all'interno del carcere. Significa vivere in un mondo assolutamente fasullo,
E anche lì, quando era possibile, questi bambini diventavano i nostri nipotini, però non hai neanche la possibilità di avere grandi contatti, no? E quindi è questo il modo che mi trovavo davanti. Vi dicevo, queste due sorelle erano entrate in un supermarket, avevano preso un po' di pacchi di cose, si erano un po' imbottite di questi roba da mangiare, insomma, e sono state fermate e la sorella più anziana ha cercato di divincolarsi e di portare via anche l'altra sorella, e quindi da furto è diventata rapina, e avevano 2 anni e mezzo a testa per rapina. Capite cosa vuol dire per rapina? E per 4 buste di formaggio. E quindi ecco chi c'è in carcere. Ci sono le donne africane, una di queste, una ragazza giovane che faceva la foriera della cocaina, una ragazza piena di entusiasmo, anche generosa, e aveva in Africa, in Nigeria, la madre e 8 sorelle, e lei era venuta in Italia sperando di trovare un lavoro decente, e il lavoro che aveva trovato era questo, trovi prostituzione. Allora è questo quello che il nostro mondo dà a chi avrebbe bisogno di lavoro e di dignità. Allora tutto questo di solito non si conosce. Il luogo comune dice che il carcere è un luogo di bengodi, dove tutto sommato si vive senza far niente, si vive spesati dallo Stato. Non è vero neanche questo, perché quel nulla che ricevi in uno spazio assolutamente fatiscente e assolutamente vivibile, noi eravamo 2 con le Castello, eccetera, eccetera, in una piccola cella di 2 metri per 3, vivi le cosiddette ore d'aria sono in stanzoni enormi a cielo aperto, dove non vedi neanche un filo d'erba. Nelle celle non puoi portare neanche una piantina, è negata la piantina, non per nessun motivo, se non per il fatto che è un segno di bellezza, un segno di vita normale, un segno di vita comune. E allora sapete che cosa facevano i miei compagni? Si facevano i fiori finti con le pagine di giornale, e non si può naturalmente neanche utilizzare fil di ferro per fare l'anima del fiore, e allora usavano il sapone, quindi con un grande ingegno, per cui c'erano questi fiori di giornale, perché tutto sommato c'era il tentativo di rendere un pochettino più umano quel luogo che è così disumano, ed era da parte delle donne. Il problema del carcere è anche un problema del troppo carcere, perché davvero sono quasi tutte così povere che spesso non sanno dove andare poi a battere la testa nel momento in cui escono. Per questo altre tantissime che potrebbero magari avere delle pene che poi a un certo punto sono agevolate, perché per buona condotta ti tolgono dei periodi, non sanno dove andare, per cui il carcere si cura anche curando l'ingiustizia sociale fuori del carcere. Io credo che non sia il mondo fuori e il mondo dentro soffrono dello stesso male. Il mondo dentro è un po' peggio, però è un po' peggio perché nel momento della pandemia noi sentivamo che era drammatica la cosa, perché lì non avevamo nessuna mascherina, non puoi usare detergenti che siano con idrino, cose del genere, perché dicono che poi puoi usarli per avvelenarti o altre cose del genere. E quindi ci sentivamo venire addosso la pandemia che vedevamo in televisione. L'unica cosa che avevano lasciato era la televisione, e nella televisione ci seguitavano tutti i giorni le immagini dei morti nei ospedali, di quel servizio sanitario che andava a pezzi, perché i soldi li hanno sempre usati per altre cose contro i diritti delle persone. Le immagini delle bare con i camion militari carichi di bare, questo era una cosa che ci faceva davvero sentire come
pugno sul vissuta gatto. amplificata, all'interno del carcere. Assolutamente. Ma non solo per noi, non tanto la paura nostra, ma il fatto di non avere più notizie neanche dei parenti fuori, perché i colloqui non erano sostituiti da una serie di telefonate che tra l'altro pagavamo noi, telefonate, abbiamo una telefonata alla settimana e ce ne andate 2 alla settimana, però in tutto quel tempo tutto poteva succedere a casa. Cioè, quindi, allora, in quel periodo, ecco, la forza è stata quella della gioia, dell'allegria, del farsi coraggio delle mie compagne di scrittura. E ho imparato tanto dal carcere, ho imparato che la solidarietà è una cosa vera, viva, e parte soprattutto dai più deboli e non dai più forti. Chi non ha niente sa che il proprio vicino non ha niente, e insieme ci si sostiene. Quando sono uscita avrei voluto portarle tutte fuori, ma è stato anche un momento di grande gioia. Dicevo, quando uscirò sarà bello, e invece il loro saluto, il sapere, perché di ognuna conoscevo la storia, il loro saluto, la battitura dei blindi, perché così si saluta, le loro mani che scorgevano dai cancelli, perché quando esce qualcuno tutte le celle vengono chiuse. E tutto questo mi ha lasciato grande amarezza, e avrei voluto portarle fuori. E quindi il mio rapporto con loro... Però lei li aspetta. Allora, questa cosa l'ho scritta perché loro mi hanno chiesto di scrivere, mi hanno detto quando vai fuori parla di noi. E qui parlo di carcere, parlo di loro, ma soprattutto dico che l'unico carcere accettabile è il carcere abolito. Io sono purissimamente per l'abolizione del carcere, ed è possibile abolire il carcere come è stato possibile abolire i manicomi. Serve qualcosa, serve la giustizia sociale. La giustizia sociale, l'uguaglianza tra le persone, il senso di solidarietà, serve che quella bellezza sia davvero di tutti e il diritto di vivere bene sia davvero di tutti, degli esseri umani, anche della terra, degli animali. In carcere ci sono anche 250 gatti, non abbiamo mai potuto carezzarli, ma noi facevamo la colletta per poter comprare da mangiare ai gatti, non le guardie, noi i detenuti. Grazie. Allora, volevo sapere se c'era qualcuno che aveva qualche domanda da fare alla signora Dosio. L'argomento è insomma, abbastanza scottante, abbastanza importante. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Niente? Un signore, C'è qualcuno? Ecco, prego. Venga. Prima cosa vogliamo Oh, sì, certo. Poi voglio dire grazie per la vostra lotta riguardo a per la lotta che fate per la, diciamo, per la natura e per queste cose inutili che, diciamo, il consumismo ci vuole coinvolgere tutti quanti in questi tunnel e con queste, diciamo, comunicazioni che loro dicono che servono per il commercio quando non è niente vero. Perché diciamo che la comunicazione già è sopraffollata, le strade con il traffico, eccetera, no? Poi a me quello che mi colpisce molto è che noi in Italia abbiamo tanti prodotti che vengono lasciati sulle piante, non vengono raccolti, perché dobbiamo comprare la roba diciamo, dalla Spagna, dalla Francia e via dicendo, perché i nostri governanti hanno fatto dei contratti a comodo loro, non si sa come, non si sa per quale guadagni, se sono per la popolazione o per qualche altro genere di... I nostri prodotti a noi ci privano di
di usare, diciamo, certe sostanze chimiche che naturalmente nuociono alla salute, e noi ci provvediamo di fare queste, diciamo, la cultura biologica, tutte queste cose, iniziando dalla Sardegna e da tanti altri agricoltori, eccetera, perché i nostri genitori hanno praticato la cultura diciamo biologica fin dai tempi antichi, anche se noi arrivati a un certo punto con l'evoluzione, diciamo, insomma, della vita, ci siamo un po' dimenticati di cosa facevano i nostri genitori. Io quello che dico io, no? Tante strutture utili praticamente si potevano evitare, e ogni tanto c'è chi ha il coraggio di opporsi, insomma, di dire la sua e via dicendo. Poi mi ha colpito un'altra cosa che lei ha detto di isolamento. L'isolamento, stasera si è parlato di 2 isolamenti. Si è parlato dell'isolamento dell'isola che è un isolamento della natura, della libertà, del bello. E lei invece ha parlato dell'isolamento della repressione, di un luogo dove l'isolamento è forzato da altri uomini su persone che in un certo senso sono proprio alla merce di queste persone che costringono a vivere questo isolamento, ma non l'isolamento diciamo soltanto fisico e personale, ma l'isolamento dei familiari e di tante altre, diciamo anche di altre persone che in un certo senso fanno parte dell'umanità. Insomma, non mi voglio prolungare perché se no ci impartiamo in cose diciamo un po' burrascose. No? Io voglio dire che ringrazio tutti voi. Il signore che ha scritto un libro bellissimo sull'isola di Budelli e ha rappresentato la nostra bella Sardegna e i nostri bei panorami e via dicendo. Come si chiama? Nicoletta che ha proprio raffigurato quello che ha vissuto sulla pelle, prima con le lotte alle ingiustizie e le lotte ma io la ringrazio per l'altruismo che lei ha e altri compagni che la seguono, perché non tutti siamo capaci di seguire e di lottare, a dire la verità, perché tante volte ci adagiamo nella vita comoda e nella vita comoda e pensiamo un po' troppo di noi stessi, no? Invece ci sono persone che, meno male, che ci danno un insegnamento di vita che in un certo senso si dovrebbe prendere esempio in parole povere, perché se si lotterebbe ma non dico mica perché si lotterebbe per minimare il superfluo, no? Perché il superfluo serve a niente, perché per vivere bene, diciamo con armonia con la natura ci vuole tanto poco, basta essere, voglio dire, diligenti e senza desiderare quello che non ci serve. Tutto lì. Io la ringrazio tutti e due signori. Grazie. Sì, quello che serve è il senso del limite ed è questo che abbiamo perso. Ma vi devo dire che lottare va bene e ricostruisce anche le collettività, perché anche la mia valle, qualcuno dice ma perché comunque era una valle di montanari, forse erano più aggregati, più insieme. Non è vero, la nostra valle era una valle che vi ho detto era già diventata in qualche modo corridoio di passaggio dove tutto se ne andava,
dove la solitudine era totale, noi avevamo una grande ricchezza in valle ed era proprio la ferrovia. Il mio paese, Bussoleno, era un centro ferroviario importantissimo, importante con l'officina ferroviaria dove si revisionavano periodicamente i locomotori e il materiale rotabile proprio per evitare incidenti. C'erano le squadre lavori delle ferrovie dello Stato che lavoravano sui binari e adesso invece è tutto appaltato. C'erano tutte le stazioni aperte non solo in Valle di Susa, ma dappertutto. I costi, intanto le corse in ferrovia erano tantissime. Proprio quando hanno cominciato a parlare di treni ad alta velocità hanno tagliato tutto il resto. Siamo nel 90, la nascita dell'Europa di Maastricht, l'Unione Europea che non è l'Europa di Spinelli, non togliamocelo dalla testa. L'Unione Europea è l'Europa dei capitali e della globalizzazione e lo sappiamo bene e noi lo stiamo pagando sulla nostra pelle. Allora, che cosa è successo? È successo che le ferrovie dello Stato sono state privatizzate, come ci sono stati tagli alla sanità, hanno cominciato a tagliare stazioni, a tagliare fosse ferroviarie. In Italia abbiamo 2/3 della rete ferroviaria italiana ancora a binario unico e tantissime di queste tratte sono state tagliate. Qui ho visto, avete ancora comunque una linea ferroviaria che non è elettrificata e quindi, ma sapete, più della metà della rete ferroviaria italiana non è ancora elettrificata. Che cosa hanno deciso di fare? Hanno privatizzato la ferrovia, hanno tagliato, hanno potato quelli che chiamavano rami secchi e che invece erano poi le corse ferroviarie regionali, interregionali. Hanno abolito il pendolino. Il pendolino era un intercity che collegava le città importanti. Il pendolino va ancora benissimo nell'Europa del Nord, nei paesi scandinavi. Qui hanno venduto il progetto perché? Perché bisognava spingere sull'alta velocità ferroviaria. Prima, ecco, lo slogan era: sarebbe bello andare da Torino a Parigi a prendere il caffè a Parigi in giornata. Voi pensate quanta gente va a prendere il caffè a Parigi in giornata, mentre per andare da Bussoleno a Torino adesso col treno, intanto hanno tagliato corse, impieghiamo più di un'ora, cioè chi va a prendere il caffè a Parigi in giornata. Poi hanno detto per i trasporti ferroviari, e aveva ragione chi mi ha preceduta, noi siamo assolutamente contrari ai trasporti da lontano a lontano, perché i territori devono ricominciare a produrre quello che serve in termini di agricoltura, in termini di allevamento, in termini anche di beni comunque di consumo, col senso del limite. Quindi è stato un impoverimento generale quello del produrre da lontano a lontano senza avere la possibilità neanche di controllare che cosa si produce, come si produce, che cosa costa, eccetera, eccetera. Allora, contro tutto questo anche noi ci siamo alzati e ci siamo messi a lottare. E questa lotta ha ricreato una collettività che si riconosce. La Valle di Susa è diventato un luogo di ripopolamento, pensate, nel senso che tantissimi giovani, noi non conosciamo la famosa crisi generazionale o contrapposizione tra anziani e giovani, perché davanti alle truppe di polizia che vengono in assetto antisommossa a manganellarci ci siamo tutti, ci sono gli anziani, ci sono i giovani, ci sono le donne e tutti quanti insieme ci difendiamo e ci vogliamo bene e ci riconosciamo. E quindi questa lotta che poi ha anche costruito i presidi che erano luogo di lotta, i presidi sono nati là dove volevano venire a occupare e noi occupavamo prima e rimanevamo sul territorio proprio per controllare il territorio. Quindi siamo stati fortunati, non è stato niente di eroico, è stata anche una risposta ad una socialità che questo sistema che vuole tutto subito, che vuole l'alta velocità, che vuole le carceri, una socialità che questo sistema per poter dominare deve distruggere, perché le persone che insieme, i piccoli che si difendono,
sono pericolosi per i grandi interessi. Sono pericolosi e contro questi piccoli bisogna in qualche modo usare in tutti i modi la repressione. Contro la nostra valle si sta mettendo in campo, si sta usando davvero quello che è il diritto penale del nemico. La nostra valle rispetto a questo paese dominato dal capitale è diventato un territorio nemico, un popolo di troppo, esattamente come tutti i popoli che subiscono la guerra del capitale. L'ultima cosa, l'ultima novità è che le linee ad alta velocità che attraversano l'Europa devono avere ancora un altro scopo oltre a quello commerciale, lo scopo militare, per portare armi, armamenti militari, eccetera. Lo dicono pubblicazioni militari da nord a sud e da ovest verso est. La linea in cui è scappata, il corridoio in cui è scappata la Valle di Susa si chiamava, infatti, dall'origine, poi tutto quello non è stato costruito niente per il momento, ma continuano a provarci, si chiamava, indovinate un po', Lisbona-Kiev. Grazie. Grazie a Deborah e alla professoressa Dosia. Professoressa? A Nicoletta, sempre. Professoressa una volta, professoressa sempre. Prof. Vorrei chiamare qui Tiziana Gianluigi per un piccolo presente a Deborah e a Nicoletta. Grazie. Va meglio. E un applauso. Grazie. Vorrei qui anche i padroni di casa, Gigi e Anna. E chiamerei qui Valeria. Anna. Arriva. No. Dai, grazie a tutti per essere venuti. Grazie a tutti per averci ascoltato, grazie a voi. Gigi non è venuto. È timido. Ascolta, timido non c'è. Chiamerei Giuseppe Marias, il nostro direttore artistico. Grazie a tutti. Allora, innanzitutto per ricordare alcune cose. Innanzitutto per ringraziare i padroni di casa, signora Martina, signora Paola Avis, signor Gigi e signor Anna, e domani saremo in una bellissima casa che è quella Omnis Pacini, perché senza fare questo noi ne faremo Strangius, cioè Strangius significa ospitare forestieri nelle nostre case, e i padroni di casa stanno facendo questo in modo eccezionale e quindi li ringraziamo ancora. Detto questo, io semplicemente ricordare l'appuntamento di domani. L'appuntamento di domani avrà due ospiti, uno Davide Steccanella, che si occupa di giustizia, che è l'avvocato di Cesare Battisti di Vallanzasca, e Paolo Persichetti. Paolo Persichetti è un ex brigatista che ha insegnato anche nelle università francesi durante l'epoca di come si chiamava? La cosa di Mitterrand, la dottrina di Mitterrand, è ritornato in Italia, prima in carcere, quindi ci parleranno un po' della loro esperienza tra giustizia e terrorismo, messi al bando tra giustizia e terrorismo. Volevo ricordarvi anche, ma lo ricorderà ancora meglio Fanny,
che alle 21:30 alle Pietà Simico ci sarà un reading con Stefano Giaccone su Pasolini dal titolo Pasolini in forma di rosa. Adesso è una cosa che fa un po' sorridere, perché solitamente è lui che presenta gli artisti che dipingono durante le nostre serate, e oggi è il suo turno. Francesco Virdis. Dai un microfono anche a lui. Un po' come le coppie Pinotto, Giorgio e Pinotto, Peppino De Ciao a tutti, buonasera. Oggi descrivo me stesso, allora preparatevi perché serve molto tempo per fare questa operazione. No, volevo chiedere a Giuseppe gentilmente di raccontare lui la mia opera. Io da quando ho iniziato a disegnare non ho mai sentito troppo le forme della realtà. Ho voluto scappare dentro la mia testa, è un po' come il signore lì che ha passato 30 anni a Budelli e come la signora che poi si è ritrovata alla sua età in prigione. Secondo me è nascosto in questi posti che poi ritroviamo veramente noi stessi. Ho voluto esprimere un po' questa separazione tra quello che era poi giusto una storia e poi come è andata a finire in entrambi i casi male, che hanno perso tutto. Sì, è la dualità dell'essere umano. Vediamo due figure, lui utilizza anche degli strumenti dell'arte contemporanea, che sono quelli dei tagli all'interno della tela, e con dei colori molto forti, quasi monocromatici. L'artista, cioè Francesco, riesce comunque a dare questo senso della dualità, della divisione, quasi della personalità e del destino e della natura che poi alla fine ci opprime. Grazie Giuseppe, grazie a tutti, ci vediamo domani. Non dico cosa dico della Juve, No.